Buonasera. Il federalismo è entrato nell'agenda politica grazie alla Lega. Oggi tutti i partiti sono favorevoli perché l'Italia diventi un partito a struttura e fiscalità federale. Ma per arrivare a questo traguardo è necessario tagliare parte degli enti pubblici che proprio con il riassetto istituzionale federale diventano superflue. Attualmente abbiamo diversi livelli istituzionali, Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, circoscrizioni cittadine e altre ancora. Alcune alimentano le loro entrate in modo diretto, come lo Stato ovviamente, le regioni con le tasse automobilistiche e le addizionali, così come fanno le province e i comuni. Tutte hanno strutture di supporto fatte di dirigenti, impiegati, auto di servizio, auto blu per presidenti, amministratori, eccetera. Tutto questo contribuisce al mantenimento di un numero che nessuno conosce precisamente, ma che viene stimato in circa 500.000 persone che vivono di politica. È ovvio che con un federalismo fiscale vero tutti questi livelli istituzionali sono incompatibili. La Corte dei Conti ha già lanciato l'allarme: se non si tagliano i costi con il federalismo ci potrebbe essere un'esplosione della spesa pubblica anziché una riduzione. E tra le opzioni la prima è l'abolizione delle province. Di motivazioni per sopprimerle ce ne sono a iosa. Il differenziale tra costi e benefici è drammaticamente deficitario. Attualmente il costo dei presidenti, degli assessori e dei consiglieri è valutato in circa 2 miliardi di euro. Con il federalismo questo ente diventerebbe un inutile carrozzone. Le poche competenze delle province possono essere tranquillamente divise tra regioni e comuni, anche se prima di sopprimerle è urgente fare un riassetto dei comuni. In Italia, su 8.101 comuni, 5.740 hanno meno di 5.000 abitanti, per cui è giocoforza necessario fare delle unioni, dei consorzi tra comuni, in modo da raggiungere una soglia minima di 20-30.000 cittadini. Con questa riforma tutti i servizi saranno svolti dall'unione consorziale tra i comuni in cui sarà trasferito il personale attuale. Poiché attualmente i comuni con meno di 5.000 abitanti spendono per il personale circa 2 miliardi e mezzo, è stato calcolato che consorziandosi il risparmio si aggirerebbe attorno al 20%, con un risparmio quindi netto di 500 milioni l'anno. Ma parlando dei costi della provincia non posso esimermi da raccontare ciò che la Giunta provinciale di Pordenone ha deliberato il 27 novembre scorso. In quella riunione giuntale si è deliberato di elargire circa 370.000 euro, 750 milioni di vecchie lire per retribuzione di risultato, una specie di premio di produzione ai dirigenti apicali dell'ente. È chiaro, ovvero un premio di circa 40.000 euro a dirigente per l'anno 2008. È chiaro che tutto si è svolto nella legalità, nessuno può impugnare questa delibera, visto che tutto è stato fatto come legge comanda. Ma non hanno seguito quell'altra legge non scritta che si chiama legge del buon senso. In un momento di grandi difficoltà economiche la provincia di Pordenone ha concesso un premio a 9 dirigenti che è pari a 2 salari medi annuali di normali lavoratori. Non si sono resi conti, questi signori della giunta provinciale, che un tale scialo di denaro pubblico in questi tempi è scandaloso. Sono poi usciti sulla stampa i costi delle consulenze esterne della provincia di Pordenone per il 2008. Il costo totale è stato di 1.068.000 euro. Probabilmente consulenze necessarie. Però c'è un'uscita tra le tante che a mio giudizio non era necessaria. Però è che grida vendetta perché lo ritengo uno spreco di denaro pubblico. Sono i soldi che la provincia ha elargito al direttore del giornale della famiglia Berlusconi, Mario Giordano. Questo giornalista famoso per la sua faziosità ha ricevuto la bellezza di 4.680 euro, pari a circa 9 milioni di vecchie lire per una conferenza nell'ambito della rassegna Pordenone Pensa. Sicuramente questi soldi potevano essere impiegati in modo ben più proficuo. E ora, per uscire dal nostro territorio, dopo aver parlato di Pordenone, quindi del nord, vi voglio parlare di qualche privilegio di cui godono i consiglieri regionali siciliani, quindi del sud. Comincio col dirvi che il loro stipendio è agganciato allo stipendio dei senatori. E poi i benefit. Se un consigliere accende un mutuo bancario per comprarsi la prima casa o i locali per la propria segreteria politica, paga un tasso agevolato del 2%. La differenza del tasso di interessi, naturalmente superiore, è a carico della regione. Poi sempre la Regione Sicilia concede un'indennità forfettaria di 6.400 euro l'anno, 13 milioni di vecchie lire a 280 ex consiglieri regionali sotto la voce aggiornamento culturale.
Ma il benefit che trovo più incredibile è il sussidio al lutto. La Regione Sicilia eroga fino a una somma di 5.000 euro alla famiglia del consigliere regionale, oppure ex, deceduto con una motivazione strabiliante: assicurare all'illustre estinto esequie dignitose. Speriamo che il federalismo, dopo tante chiacchiere, diventi legge dello Stato. Forse così i siciliani troveranno la forza per ribellarsi a queste vergogne, visto che con il federalismo questi soldi per pagare questi privilegi dovrebbero venire presi dalle loro tasche e non più da mamma Roma. Ultima notizia, diciamo, di servizio: Italia dei Valori ai primi di dicembre ha presentato in Parlamento una proposta di legge costituzionale per abolire le province. Arrivederci a mercoledì prossimo.